fondamentali, dati Banca d'Italia, nell'arco dell'ultimo anno il 15% del PIL, quindi stiamo parlando di circa 250 miliardi di euro, una cifra enorme, sono usciti dall'Italia, perché vuol dire quindi che investitori esteri, investitori italiani non si fidano del loro paese, portano i soldi fuori. Non si fidano perché, oppure diciamo non hanno neanche un problema di fidarsi, vedono una situazione difficile per poter investire nel nostro paese. Quindi noi diciamo che la finanza pubblica è importante, ma è ancora più importante lo sviluppo economico. Su questo non vediamo che si stia facendo un grande passo in avanti, perché la vera cosa che si dovrebbe fare è quella di avere una riduzione delle tasse, una semplificazione amministrativa ed una cosa che viene richiesta dall'estero, fondamentale, ci riguarda tutti, una giustizia più veloce. Noi abbiamo la giustizia che ti dà una risposta a volte dopo 10 anni, quindi non è possibile. Un paese dove la giustizia arriva dopo 10 anni è un paese che non ha più lo Stato di diritto, perché la giustizia è una componente fondamentale, quindi se tu non riesci ad avere giustizia in tempi brevi, allora vuol dire che ha ragione la Corte Europea di Strasburgo, che difende i diritti umani, perché avere giustizia è un diritto dell'uomo fondamentale. Mettono l'Italia fra i paesi peggiori proprio per il problema dei ritardi dei tempi della giustizia. E questo è un problema che noi dobbiamo tutti affrontare e dobbiamo in qualche maniera risolvere.